corre di nuovo Treviso con Jantunen, il finlandese si ferma e ribalta, Fajan attacca Atkins, va a schiacciare, eccolo qui Leonardo Fajan. Mentre questa è la schiacciata di Leonardo. Crawford dentro per Atkins, il pallone non arriva a destinazione, poi Baraonda, ne viene fuori Ellis, Banks a tutto campo, fallo in automatico per Udo, canestro e fallo dato da Attard, provando a seguire il principio. In questo senso alla fine quel pallone viene raccolto e non palleggiato, e qui è tutta l'esperienza di Adrian Banks. Jantunen a rimbalzo, riparte Treviso che cambia passo di nuovo con Sorokas, Invernizzi un po' sfidato al tiro, Ugo il vantaggio a favore della NutriBullet, Banks su di lui c'è Crawford, tanto spazio dentro per la schiacciata di Paulius Sorokas, contatto di Udo che infatti torna in difesa, e qui lo spettacolo. Iroegbu per Flaccadori, poi di nuovo Banks, lì ruba il pallone Lockett che si lancia in contropiede. Tam, eccolo qui il furto di Trent Lockett, proprietario di Banks, e per Lockett arrivato così il primo canestro della sua gara, questa fuga per il canestro. Poi come di consueto dopo un paio va a cercare Atkins, la palla arriva a Darion Atkins, chiuso addirittura da 4 giocatori di Treviso che gli rubano il pallone, corre Jantunen, lo affida a Fajan che punta il ferro, eccolo qui. Crawford non lo ha fermato ed è andato a realizzare solo cose buone. Possiamo 1 contro 1, questa volta Atkins gli vuole togliere il tiro. Vediamo se Banks farà una scelta diversa, alla fine è sempre tiro, alla fine è sempre canestro. La solita pistola nel fodero per Adrian Banks. 2 vittorie nelle ultime 3 per Treviso, solo sconfitta a Trieste ma vittoria con Napoli e Verona. Drew Crawford non è uscita perfetta dai blocchi da parte di Crawford, tempo perfetto di Spagnolo per far riarrivare il pallone. 15 per Drew Crawford e 80. Prova a correre Banks, si arresta per tirare da 3 punti, vale 2 però secondo gli arbitri e quindi arriva a 9, scade il tempo, finisce qui, vedremo se poi andranno a rivedere o meno.